Grazie, è una domanda che stiamo facendo anche noi. Oh, scusate, io non risponderò a questa domanda perché non lo so fare. Voglio fare con voi una riflessione. Abbiamo sentito il Presidente del Consiglio dirci che la maggioranza del Consiglio è schierata contro la creazione del sito per le scorie nucleari in Sardegna. E questo non è male, però noi dobbiamo ragionare su alcune cose. Quella maggioranza è fatta da partiti che non hanno fatto nulla per costruire il movimento che si è schierato contro il sito nucleare. È su questo che dobbiamo ragionare. Il fatto che oggi il Presidente del Consiglio ci dica che è contro le scorie nucleari per noi è utile, ma è per lui cercare di recuperare una credibilità che invece non gli dobbiamo dare, per il semplice motivo che se oggi riusciamo a impedire la presenza del sito nucleare è perché abbiamo costruito in questi anni un movimento forte e i partiti che hanno eletto quel Presidente del Consiglio e che hanno eletto quei consiglieri che ora l'ultimo giorno si schierano contro il sito non hanno fatto nulla in questi anni per costruire il movimento che oggi è in piazza. È questo che dobbiamo tenere presente, perché così capiamo l'operazione che c'è dietro questo Consiglio regionale. Noi possiamo valutare la bontà di queste posizioni tenendo presente questo percorso, così come dobbiamo valutare le posizioni non su quello che diranno all'ultimo momento contro i mega inceneritori, cosa diranno all'ultimo momento contro la nuova centrale a carbone. Noi dobbiamo valutarli sul fatto che non stanno facendo nulla per impedire gli inceneritori, che non stanno facendo nulla per impedire la costruzione di una nuova centrale nucleare, che non stanno facendo nulla per difendere il territorio da un uso improprio delle celle solari. Questo è il punto. Quindi grazie Presidente per la posizione che prenderà il Consiglio. Non ci è dannosa, ma lei non ci è stato utile in tutti questi anni.